Salve, bentornati al TG della riserva di Biosfera. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Lodè hanno incontrato Laura Deiana, una delle muraliste lodeine, autrici degli ultimi murales nati lungo le vie di Lodè. Durante l'incontro si è affrontata la storia del muralismo, dall'ideazione di Gerardo Murillo, professore presso l'Accademia delle Belle Arti e del Messico, che ne stabilisce i canoni stilistici, all'arrivo di questa innovativa arte in Sardegna. Grazie a Pinuccio Sciola e Francesco del Casino, quest'arte si diffonde in tutta l'isola, sino ad arrivare a Lodè, in cui si cerca di evidenziare soprattutto le tradizioni popolari, legate alle leggende locali ed anche alla religiosità. Si sono visitati infine gli ultimi due murales nati a Lodè, in ordine di tempo. Uno nato come regalo per l'83° compleanno del padre della muralista e l'altro in segno di solidarietà alla protesta dei pastori. Per saperne di più, diamo ora la linea ai nostri inviati. Allora, benvenuti a Lodè. Siamo qui davanti a un murales che è stato realizzato proprio poco tempo fa, praticamente nel febbraio 2019. Questo è stato realizzato come regalo di compleanno, quindi vediamo praticamente la foto della mia cara nonna defunta, che è stata riportata appunto in bianco e nero per mettere in evidenza il passato. Quindi quasi un monocromo, nel senso che si è giocato su un unico colore attraverso luci e ombre. Invece in basso ci sono i bambini che invece rappresentano il presente e il futuro. Questo, che è l'ultimo che abbiamo realizzato, fa riferimento al problema attuale dei pastori sardi, dell'aumento del prezzo del latte. Ma anche di solidarietà verso i pastori sardi. Come possiamo vedere la scritta, za solidarietà e stesa ricchezza manna desumanitade. Abbiamo messo in evidenza il mestiere, lo stesso mestiere, però il passato ed il presente. Qua riportiamo infatti una pergamena che è dipinta anch'essa monocromo, significa con gli stessi colori, quindi in bianco e nero. E invece abbiamo messo in evidenza il pastore sardo, che è il pastore moderno, che in trattative rappresentato proprio con il cellulare, che rappresenta invece la protesta attuale. Come fai a riportare sul muro il disegno? Allora, si disegna una griglia nella foto piccola, e poi sul muro invece viene riportata una griglia ingrandita in scala. Quindi in ogni quadratino della foto piccola viene riportato lo stesso identico disegno nella griglia eseguita nel muro. Che colori utilizzate per la pittura? Allora, vengono utilizzati i colori acrilici che sono adatti per l'esterno, quindi per il sole e agli agenti atmosferici. Come procedi? Allora, utilizziamo, come abbiamo detto, i colori acrilici, e quindi si disegna il bozzetto, viene riportato sul muro e si iniziano da una base, poi si aggiungono le luci e le ombre. È tutto per questa edizione del TG della riserva di Biosfera. Da parte nostra la più cordiale giornata.